La riforma cosiddetta della buona scuola del governo Renzi e la stabilizzazione dei precari. Ascoltiamo il segretario nazionale del sindacato saese, Francesco Orbitello. La riforma della buona scuola cosiddetta dal governo Renzi e la stabilizzazione dei precari. L'intervento del segretario nazionale del saese, Francesco Orbitello. Sì, il Saese contesta la stabilizzazione e l'assunzione del personale di questo disegno di legge. Praticamente nuovi assunti da graduatorie provinciali ad esaurimento oppure da concorso ordinario regionale perderanno all'atto pratico la sede di titolarità. Quindi lavoreranno per 3 anni di insegnamento e quindi a partire dall'anno scolastico 2016-2017 diventeranno tra virgolette degli insegnanti regionali perché appunto attinti dagli albi regionali. E poi praticamente l'unico modo per ottenere una sede l'unico modo sarebbe vincere una causa al giudice del lavoro. Questo per ottenere diciamo, un contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le assunzioni invece con contratto a tempo determinato, secondo l'articolo 12 di questo disegno di legge vi è il divieto di assunzione del personale con almeno 36 mesi di servizio. Ora è inutile che leggo, mi metto a leggere il testo. Praticamente i precari del comparto scuola che avranno la sfortuna di lavorare per più di 36 mesi su posto vacante non potranno più praticamente essere assunti. Questo disegno di legge, se dovesse diventare praticamente legge, contrasterebbe la procedura di infrazione contro lo Stato italiano aperta dal sindacato saese, che tutela i docenti, prevede una stabilizzazione per i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia e per il personale ATE educativo e anche una forma di tutela anche per i non abilitati, i docenti inseriti nelle terza fascia del graduatorio istituto. Quindi noi chiediamo, il SESE chiede a questo governo innanzitutto di ritirare in maniera repentina questo disegno di legge, il 2994, e praticamente di bandire dei concorsi riservati per i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia per soli titoli.